Oggi siamo in un comune dei più belli d'Italia. Davanti a me c'è il sindaco Mario Collet. Mario, buongiorno. Signor sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. La nostra venuta ha uno scopo che è ben preciso: parlare nei comuni, anche come il tuo, che vivono una realtà diversa dai comuni di città, dalle città. Dopo le grandi problematiche create dalla crisi, dalla pandemia, dalla crisi economica, come vi siete organizzati sia per il rilancio della socialità con gli spazi per la cultura, la musica e poi per il territorio? Abbiamo cercato di rimettere in piedi tutte quelle iniziative che avevamo ante pandemia e la cosa non è stata semplice, perché la pandemia, soprattutto a livello delle associazioni, è stata devastante. Il fatto che per 2 anni non ci siano stati più incontri, eventi eccetera, io vedo che tutte le associazioni sono veramente in difficoltà nel ripartire. E allora noi abbiamo cercato di essere vicine soprattutto alle associazioni, che sono il vero punto vitale di ogni comunità, soprattutto nei piccoli comuni. Per cui abbiamo cercato di aiutare tutte quelle forme di associazionismo che permettessero un rilancio, soprattutto a Follina, non solo della cultura ma anche della musica, e intervenendo in maniera particolare, mettendo a bilancio delle fonti di finanziamento abbastanza importanti per un piccolo comune come il nostro, per far sì che appunto la musica, perché lei sa che il nostro slogan è Follina dove l'acqua si fa musica, e per cui, tenendo fede a questo nostro slogan, abbiamo messo a disposizione delle cifre importanti per il rilancio della cultura e soprattutto della musica. E mi sembra che voi avete risolto anche il problema degli spazi, perché anche quello è importante per le associazioni, avere degli spazi dove provare il teatro, la musica, fare le prove. E se non ci sono gli spazi viene difficile. Certamente, noi abbiamo cercato di dare tutto quello che purtroppo in questo periodo non è tanto, ma tutto quello che abbiamo a disposizione. In particolare nella vecchia sede municipale trovano spazio non solo l'associazione Gaspare Paoletti e la banda musicale di Follina, ma anche l'associazione del cimitero austro-ungarico, cioè quello che abbiamo abbiamo messo a disposizione delle nostre associazioni anche a livello sportivo. In questo periodo si sta svolgendo un torneo di calcio importante alla memoria di un ex presidente, Gioacchino Micheluto, e quando scenderà potrà vedere che la sala polivalente multifunzionale del comune è stata messa a disposizione dell'associazione sportiva follinese. Bene, però lei mi parlava prima di altre peculiarità di questa bellissima locazione, di questo paese che, oltre ad essere il paese fra i più belli d'Italia, fa parte del territorio dell'UNESCO. E noi abbiamo avuto in particolare 3 importanti attestazioni da parte di 3 grandi associazioni presenti a livello nazionale e anche internazionale. Noi facciamo parte dei borghi più belli d'Italia, facciamo parte della città slow, cioè del turismo lento, che è un'associazione internazionale, e siamo stati anche così gratificati perché ci è stata data la bandiera arancione da parte del Touring Club italiano. Senti, adesso ti devo fare una domanda che magari è anche facile da rispondere, perché dove viviamo in questo bellissimo territorio magari non ci sono gli stessi problemi delle città, però qualche problema l'avrete avuto anche voi nel sociale. Come siete riusciti ad affrontare le difficoltà delle famiglie, le spese, il caro bollette, le difficoltà vere e proprie che hanno dovuto sopportare le famiglie? Noi quando abbiamo stilato l'ultimo bilancio di quest'anno
che è stato approvato, penso, da uno dei pochi comuni in tutta Italia all'unanimità anche dall'opposizione. Abbiamo di fronte a questo problema che ha toccato tutti i comuni dell'aumento delle bollette eccetera eccetera, abbiamo messo 2 punti saldi da non toccare nel imbastire il bilancio. Non toccare le associazioni, cioè fornire il massimo appoggio alle associazioni e non mettere le mani in tasca ai nostri concittadini. Per cui, per parare il colpo veramente importante dell'aumento appunto delle bollette, siamo riusciti a non aumentare neanche l'IMU. Per cui, attraverso il nostro ufficio del sociale, abbiamo dato la possibilità, con i proventi post pandemia arrivati dallo Stato, di gestire una gran parte di quei soldi per l'aiuto alle famiglie. Bene, e adesso parliamo di territorio. Sì. Il territorio è bellissimo, non c'è niente da fare, le strade sono a posto, le ristrutturazioni sono state fatte, avete qualche progetto nuovo o c'è qualcosa da migliorare? Beh, se vuoi riferirti in particolare a Follina, io ho un grande sogno, ed è quello di così riprogettare la piazza di Follina, che era un salotto del Settecento, è stata sventrata dalla strada provinciale, non è più una piazza, è una grande strada di scorrimento con un incrocio, e abbiamo già approntato un progetto di ristrutturazione che prevede di riportare il centro di Follina sotto il profilo vivibile, non solo da parte di chi si transita, ma soprattutto dei cittadini che vogliono godersi in pace la piazza di Follina. È un progetto già pronto che comporta una spesa di circa 3.500.000 euro. Stiamo aspettando le ultime indicazioni da parte della provincia e poi passerò all'approvazione, e se qualcuno ci darà una mano vorrei arrivare appunto a realizzare questo grande progetto che ho in mente. Col turismo come va? Va da Dio, sinceramente dopo questi attestati che abbiamo ricevuto da queste 3 importanti associazioni, mi ricordo che ante pandemia noi eravamo uno dei primi comuni del Veneto con un aumento del turismo di circa del 28%. Sinceramente adesso, passando per Follina, soprattutto i sabati e le domeniche, si nota un via vai di gente che 4-5 anni fa era inimmaginabile. Bene, grazie signor Sindaco, Grazie a voi arrivederla, per a presto. l'aiuto che mi state dando. Grazie. Grazie.